Via libera alla Valdastico Nord. Il corridoio si farà, lo ha affermato il ministro Graziano Del Rio, per poi aggiungere: non è detto che sarà un'opera gigantesca, sarà un corridoio fruibile di collegamento. Presto ci saranno tanti cantieri che si apriranno. Il titolare delle infrastrutture si dice molto tranquillo sul fatto che ripartiranno gli investimenti dell'A4 perché è stata sbloccata l'intesa. L'autostrada A31 Nord, dice Del Rio, avrà una svolta per gli impegni reciprocamente presi con la Regione Veneto e con la Regione Trentino. Questa la reazione di Luca Zaia. Si andrà al Vedo. Devo dire che avevo ragione quando 2 anni fa dicevo guarda che per andare al Vedo bisogna andare alla fine in Consiglio dei Ministri con un provvedimento. Il CIPE è la condizione fondamentale per passare al Consiglio dei Ministri. E saremo presenti e abbiamo una posizione che è inossidabile. A noi non interessano le concessioni, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, cosa debbono fare, di questo noi non ci preoccupiamo perché sono aziende private, sappiamo semplicemente che un nuovo valico verso nord su Brennero lo vogliamo. Nelle scorse ore il governatore ha incassato anche il sì del governo sul referendum per l'autonomia. Lo facciamo, ve l'ho detto, abbiamo vinto una causa a Roma e abbiamo vinto davanti alla Corte Costituzionale e lo facciamo non perché ce lo concede il governo ma perché abbiamo vinto davanti alla Corte Costituzionale. Io spero vivamente di farlo entro fine anno. Sulla trattativa con l'esecutivo il presidente ha le idee chiare. Trattativa significa portare a casa competenze e far restare le tasse sul territorio. Se dobbiamo chiudere una partita che non porta nulla ai veneti, non firmerò mai.